e soprattutto a quei due che ci fanno scappare dalle risate dalle 11 in poi, dalle 11:30 in poi. Ha già aggiornato questo. Ecco, un augurio alla mia ragazza e a tutti i miei familiari che ci ascoltano e che ascoltano la Catalla. Un saluto Anthony, chi lo doce qui d'Elettrico. Bene, Anthony. Poi buon dì da Sciumi, da oggi in ferie mi salutate Pino di Augusta, un amico a posto. Soppo a posto. Sì. Ciao RSC, sono Flavio, gestore della stazione di servizio, 5, 7, 8, 9 Regi. Sì, ok. No, per non fare pubblicità. Di Sferro vicino Paternò. Dai. Vabbè, dice intanto, innanzitutto voglio farvi gli auguri a voi e poi auguro un buon Natale a tutte le persone che mi conoscono, soprattutto al fratello della mia ragazza che vi ascolta dal suo supermarket ogni giorno. Cioè, poi scusate il lungo SMS, ma Vabbè, figurati. dai, perdonato per questa oggi volta. va bene, dai. Tanti auguri a tutti, ma soprattutto a me stesso che quest'anno ho passato un anno di lasciamo perdere. Vabbè. Grazie alla Catalla solo voi riuscite a farmi ridere. Claudio da Motta. Ecco dove fanno i panettoni. Bravo Claudio. No, da Motta Sant'Anastasio. Ah, pensavo dalla moda, dalla fabbrica. No, no. Scusate. Salve amici di Alla Catalla. Vi facciamo vedere quello che succede tra un disco e l'altro. Decidiamo gli argomenti, di cosa parlare, quale discussione affrontare, ma soprattutto ci caliamo gli arancini. Venite con me. Vedete, lui in realtà finge perché sa che c'è la telecamera, io mangio, non fingo. Questo è quello che succede durante alla Catalla, significa che Idu mangia tutta la giornata e io invece sto a guardare, infatti si vede fisicamente, io sono in linea, Idu vado con me, guarda. Vado con me, sorry. Cammini con me, cameraman. Lui ha già dato. Attenzione, Capito? Essendo gli auguri di buon Natale a tutti e possa ognuno di noi essere il bambino Gesù per gli altri. Aldo. Bravo, bello, Aldo, questo bravo, è un bel bravo, augurio, bravo. complimenti. Che bello ragazzi essere al lavoro e ascoltarvi. Un bel Catania, un bacio grosso al mio fidanzato Claudio. Grazie. Però non si firma, non sappiamo se è una donna o se è un uomo. Mi mette che è Armando che è fidanzato con Claudio, che ne sappiamo? Oggi tutto è possibile. Parliamo di sicurezza stradale, lui è Giovanni Calì, lei è Antonella, la moglie, lei è Giulia che è la figlia, che meno male che c'è Antonella perché a lunga bussa non poteva venire mai. E loro parlano di Sapere per guidare, che è una iniziativa bellissima che insomma salvaguarda la vita nostra, di tutti, anche di voi che state in questo momento vedendo questo messaggio. Sapere per guidare che cosa fa? Consiglia a tutti quanti di guidare sempre in buone condizioni, non in stato di ebbrezza, non parlate al telefono quando guidate, mettete la cintura e soprattutto ai più giovani mettete il casco perché altrimenti si può rischiare la vita o di rimanere per tutta la vita seduti su una sedia a rotelle. Sono numeri assurdi, circa 4.500-5.000 persone all'anno solo in Italia che muoiono per magari distrazione o per l'alta velocità o perché non hanno appunto messo il casco. Mentre da questa parte c'è anche Tiziana Campo che è il direttore di Ballarò News, che è una rivista che abbiamo qui, dove eccola qua, dove si parla anche di guida sicura, perché lei è una dei supporter di questa iniziativa, ma si parla anche di Alla Catalla, si parla di insieme, si parla di bellezze mediterranee, di vacanze e di tante altre cose. Qui c'è l'articolo dedicato ad Alla Catalla e non solo, insomma che dobbiamo dire di più? Occhio vivo e metodo casco, c'è anche il motto, guarda, il casco ti salva la vita, mettitelo bene in testa. Sicuramente vi interesserà parlare di Sapere per guidare, che è quell'iniziativa che Giovanni Calì e Antonella, che sono amici miei ma amici nostri della radio, portano avanti ormai da quanti anni, Giovanni? Buongiorno. Ciao a tutti, da molti anni, ormai sono circa 10 anni. Fantastico, 10 anni, insomma sono 10 anni in cui si cerca di salvare la vita a chi per esempio non guida con coscienza, a chi porta lo scooter senza casco, a chi non mette la cintura di sicurezza, a chi parla al telefono, a chi guida in stato di ebbrezza, insomma tutte cause di incidenti mortali o di causa di come si dice, di invalidità permanenti, no? Vogliamo dire un po' di numeri tutte che fanno sempre bene. evitabilissime tra l'altro. Sì, purtroppo i numeri sono tristi perché circa 19 morti al giorno in tutta Italia per incidente stradale e l'età tra l'altro è tra i 15 e 25 30 anni, quindi giovani. Praticamente è come se in un anno sparisse un paese intero, circa 4.000 persone
persone all'anno, mi pare. Un po' di più. Sì. Insomma, voi immaginate un paese tutto di giovani che all'improvviso sparisce dalla carta geografica soltanto per incidenti stradali, che peraltro appunto sarebbero evitabili. Sono anche pubblicazioni come Ballarò News, della quale abbiamo parlato già altre volte. Oggi abbiamo qui Abeba Tiziana, buongiorno, come stai? Benissimo. Che ci ha portato la copia che ci riguarda per giunta, perché in Ballarò non solo si parla di sicurezza stradale subito, appena si apre, e poi insomma si parla anche di altre cose, si parla di ambiente, che è un argomento di cui si sta parlando in questi giorni. Il vertice di Copenaghen è stato un mezzo fallimento, però insomma fa sempre bene parlarne. C'è anche Salvo La Rosa, mattatore dell'intrattenimento nostrano, in questo numero, e poi insomma le bellezze di Sicilia in passerella, Tre Mestieri e Tenneo in passerella, e poi ancora È stata da dimenticare Natale da sognare, e l'intervista al sindaco di Tre Mestieri, non si sa picchi. Perché i sindaci si devono sempre intervistare. Anche perché anche loro sono persone impegnate, no Giovanni, nella sicuramente, prevenzione. infatti ad esempio tra l'altro il sindaco di Tre Mestieri è stato sempre sensibile alla sicurezza stradale, anche il comandante dei vigili urbani. E li ringraziamo di questo. Infatti, di cosa parliamo dentro Ballarò? Allora, dentro Ballarò le prime pagine sono appunto dedicate alla sicurezza stradale, come hai ben detto tu. Esatto. Cerchiamo poi di fare informazione quanto più possibile vicina anche a Catania. Abbiamo fatto un'inchiesta sulla sorgente Cifali, abbiamo appunto intervistato il sindaco di Tre Mestieri e Tenneo, perché siamo molto vicini a tutti coloro che comunque credono nel progetto Sapere per Guidare. Esatto. E poi cerchiamo di mantenere comunque un contatto anche con il mondo dello spettacolo, con te in prima persona. Poi in questo numero c'è stata un'intervista a Salvo La Rosa, che si è prestato con grandissima disponibilità a fare appunto l'intervista. Ma soprattutto sua moglie ve l'ha prestato, nel senso che proprio presta, a cuore ci presta, ecco. Ragazza di Settembre, che non è un film con Nella Muti, potrebbe sembrare. È neanche una canzone della PFM. Assolutamente no. Presentala tu, scusami. No, tu, no, dai, a presentare la tu. copertina a di, me chi di mi settembre. viene, vabbè, presentati da sola, vieni. Ragazza di Settembre. Sì, buongiorno a tutti. In italiano parla. Ma io mi aspettavo che non parlasse più in italiano, è una vita che è all'estero. Ma dai, presentati. Anche svedese può parlare, inglese, svedese. Buongiorno a tutti, sono Giulia. Giulia come? Giulia Calì. Diciamolo, no? Ragazza di Settembre di Ballarò News. Ma anche assolutamente, come si dice, impegnata in prima persona per quanto riguarda Sapere per Guidare. Ragazzi, mi raccomando, mettete sempre le cinture, usate il casco e non bevete se dovete mettervi alla guida. Ecco. Diglielo anche in inglese svedese. Dillo anche in inglese, non sa mai, c'è qualche una parola svedese. Vai, dillo in svedese. You have to take care on the road. Chi sei inglese? Da pare che sono scemo io, in svedese. In svedese. Vai. Alltså, du måste vara försiktig. Ho capito, försiktig e basta. Mi raccomando, försiktig che è buono più. Ecco me. Invece anche in siciliano. In siciliano, Caruso, mi raccomando, mettetevi un casco, occhio vivo e mettetevi un casco, che poi è anche il motto di Sapere per Guidare. Gianluca Cettina Liotta Musumeci, a proposito di Tuccio, auguro di buon Natale e felice anno nuovo. Beh, giustamente ha scritto un messaggio unico, picchiava 8 9 certo. Un galannario praticamente. Salutiamo e ringraziamo Lorella che ci fa 1.000.000 di auguri, Emanuela Grazie. che dice augurissimi a tutti di buone feste, Annalisa, buongiorno alla Catallesi, tantissimi auguri per un sereno Natale a tutti voi, Catiuscia, buenos dias alla Catalla, buona Navidad a todos, lo staff, anche Peppuccio, nel mondo intero. Muchos besos da Catiuscia, da piano tavola, per favore, poi da piano tavola. Va bene, va. Zaira, tanti auguri alla Catalla, siete inconfondibili, straordinari, bacini, ciao. Grazie. Martina dice, ma quale auguri, ci vuole tanto culo, quindi auguro tanto culo per il prossimo anno a tutti. Sì. Salvo Ghiaddu Catania dice, sinceri auguri a Peppe Castiglia, Fabio Formosa. Grazie. E a tutto lo staff di Radio Studio Centrale. Grazie. Non dimenticate neanche la replica questa sera dalle 20 sino alle 22. Ciao Giuseppe, buon pranzo. Ciao Baffio. Ciao. A domani. Ciao Tony. Ciao Tony Etna. Ciao, grazie.